Amici appassionati di tennis tavolo, siamo in diretta dal polo di spalle. John Oyebode e partiti bene. John Oyebode e Gaia Monfardini. Nonché militanza in prima categoria ai campionati assoluti. 3-2 sono passati a condurre, hanno iniziato la loro giornata con una loro, insomma, erano favoriti rispetto a tre di doppio di seconda categoria con Danilo Faso, poi Trevisan e Seu. E Nicola Arlia. Prima esperienza invece, inizio di finale estremamente equilibrato. Oyebode Monfardini, Seu al servizio su Oyebode. Stanno scappando. Oyebode su Francesca Seu. La risposta Gino Metz al servizio Seu e sbaglia. L'appuntamento con il semifinale, i campioni uscenti, proprio Gianni Oyebode e Carlo Dini. In risposta Monfardini sul servizio di Seu aveva spinto bene. Serve ora Monfardini su Trevisan che tiene corto ma alza. Partiti decisi dunque, Oyebode Monfardini. C'era stata la partenza di Oyebode Monfardini. Oyebode che serve su Seu. Con un doppio servizio sulla racchetta di Monfardini, equilibrato anche questo secondo set. Ottima risposta da parte di John Oyebode che però non ha fruttato l'effetto sperato, ha effettuato una bella rimonta da 1-5. 7-7, serve Oyebode su Seu. Trevisan Seu può nuovamente entrare col top di Trevisan, non è riuscita a sfruttare. Giocano corto le due coppie. Il primo a partire è John Oyebode che sfonda. Serve Seu su Monfardini. E rete direttamente. Un'intera settimana tricolore qui in Abruzzo. Al servizio Monfardini su Seu e sbatta 1. In re John Oyebode a prolungare la finale. E serve Trevisan su Monfardini. A favore di Trevisan Seu sul servizio di Monfardini. Spinge bene Seu. Questo per Oyebode su Trevisan. In rete che Monfardini sfruttando il servizio di Oyebode. Però serve tagliato di rovescio Seu che provano ad allungare
riprova esattamente lo stesso servizio, questa posizione. Questa volta invece Oyebode Monfardini e la retina che risponde corto, può chiudere, non ne approfitta. 11-11, 3 palle set sfumate. A colpa che serve su Trevisan. No, ancora una retina, questa volta però Monfardino assoluto dopo quello del 2023 e chiudono. Esulta Gaia Monfardini e abbraccia John Oyebode. Dunque sono loro i campioni italiani assoluti del doppio misto, comunque sorridenti Francesco Trevisan e Francesco